Bentornati amici, oggi prepariamo una delizia della tradizione pasticcera sarda e si tratta del pistoccu preno, un dolce molto particolare che ha una sfoglia esterna a base di farina e strutto e un ripieno interno di mandorle e vari aromi. Andiamo subito alla preparazione. Nella ciotola della planetaria andiamo a depositare 400 g di farina 00, 4 tuorli, 2 uova intere, 25 g di zucchero, 30 g di strutto e la scorza di un limone biologico. Andiamo quindi a lavorare con il gancio fino a ottenere un panetto lavorabile e lo lasciamo a riposare per una decina di minuti. Dopo aver lavorato con la macchina, dopo un pochino vi accorgerete che l'impasto diventa come una sabbia, quindi dovete metterlo sulla spianatoia e lavorarlo a mano. Un consiglio, se avete la possibilità, è fatevi aiutare, dividete il panetto in due e lavorate entrambi. È un impasto abbastanza pesante, quindi va lavorato con decisione. Non scoraggiatevi perché è comunque molto pesante, davvero. Alla fine comunque l'impasto viene, come vedete sta già prendendo forma. Una volta fatta riposare la pasta iniziamo a tirare le sfoglie, inizialmente sottili, cioè la parte più grossa, impostando la macchina allo spessore più ampio possibile e poi piano piano, quando la pasta comincia a prendere consistenza, andiamo a stringere. Dobbiamo ottenere una sfoglia che sia poi alla fine alla penultima posizione della macchina per la pasta. Queste sono le sfoglie che abbiamo tirato a uno spessore intermedio. Sono già pronte quindi per essere tirate ulteriormente e assottigliate, ma le dobbiamo coprire con della pellicola trasparente per evitare che si secchi la pasta. Intanto occupiamoci del ripieno. In un tegame d'acciaio andiamo a depositare 250 g di zucchero semolato e 125 g di acqua. Creiamo quindi uno sciroppo che porteremo a una temperatura di circa 120 gradi. A quel punto andremo ad aggiungere le mandorle, 250 g, la vanillina, la scorza del limone e l'acqua a fiori d'arancia, in più un bicchierino di liquore, questo a vostra scelta. Potete utilizzare una sambuca oppure utilizzare un marraschino o una semplice grappa. Bene, andiamo ad aggiungere le mandorle e cominciamo a girare energicamente. I nostri aromi, il maraschino, la scorza di limone, fai tu? Come stiamo a fare? Finilo. Ok. E infine l'acqua a fiori d'arancia e la vanillina. Mescoliamo finché il composto si staccherà dalle pareti e quindi formerà una sorta di pasta. Continuate così con pazienza, facendo questo movimento per staccare l'impasto dal fondo ed evitare chiaramente che si bruci. Fiamma bassa e continuiamo così fino alla fine. E pian piano quello che otterremo è questo composto. Come vedete sta cominciando a tirare e a staccarsi dal recipiente. Una volta ultimato lo metteremo in un piatto e quindi lo faremo raffreddare in modo da poterlo manipolare con le mani, senza il rischio di scottarci, perché questa cosa adesso è veramente molto calda. Ed ecco il nostro composto messo a riposo. Non ci rimane che aspettare che raggiunga la temperatura ambiente, quindi creare dei salsicciotti e andare a formare i nostri pistoccheddus prenus.
Con le mani umide andiamo a ricavare dei salsicciotti di questo impasto di circa 1 centimetro di diametro e circa 10-12 centimetri di lunghezza. Il composto è molto appiccicoso, quindi non fatevi scoraggiare, anche perché poi comunque questo composto andrà depositato sulla pasta e rinchiuso all'interno, quindi anche se dovesse rompersi in qualche modo non è assolutamente un problema. Continuiamo così fino a ricavare tutti i nostri, a utilizzare tutto il nostro composto. Tiriamo la pasta con lo spessore più sottile, ossia con il penultimo della nostra macchina per la pasta. Guardate, qui è circa 1 millimetro di spessore. Dopodiché ricaviamo dei rettangoli con un coltello o con la rondella da taglio. Quindi andiamo a depositare il nostro composto all'interno. Eventualmente taglieremo l'eccesso, quindi non preoccupatevi se le misure non corrispondono. Una spennellata di albume per chiuderlo. L'albume, quello che abbiamo recuperato dalle uova utilizzate precedentemente. Una spennellata così. Chiudiamo e formiamo il nostro biscotto. Mettiamo quindi nella teglia foderata con carta forno. Ricavate le forme che preferite e quindi andiamo in forno 180 gradi per circa 20 minuti. Mi raccomando, lavorate in fretta questa pasta perché è una pasta che si secca veramente alla velocità della luce, quindi occhio. Ed ecco i nostri dolcetti appena usciti dal forno. Li ho semplicemente spostati su un altro vassoio e aspetto che raffreddino leggermente, quindi andrò a decorare con una glassa. In questo caso utilizzeremo una glassa realizzata con albumi d'uovo. Per ogni albume d'uovo circa 120 g di zucchero a velo, quindi monteremo a neve e aggiungeremo lo zucchero e poi spennelleremo i nostri dolcetti e andremo a decorare. Ecco la nostra glassa. Come vi ho detto sono 2 albumi e circa 240 g di zucchero a velo vanigliato e andiamo quindi a decorare i nostri dolcetti. Continuiamo così e decoriamo tutti i nostri dolci. Ed è venuto il momento dell'assaggio. Vi faccio vedere l'interno. Guardate che meraviglia. Si vede il ripieno, la pasta è molto sottile. Assaggiamo. E sono davvero buoni. Provate questo dolcetto, non ve ne pentirete. Buon appetito!